gli onori alla bandiera di guerra del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari, decorata di una croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, 2 medaglie d'oro al valore militare, 1 medaglia d'oro al valore dell'esercito. Quale 53esimo comandante del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari, è per me oggi un grande onore prendere la parola al cospetto della nostra pluridecorata bandiera, per commemorare questo storico episodio bellico che cambiò le sorti della guerra, che rappresentò la riscossa dell'esercito italiano dopo la dura sconfitta di Caporetto e che costituì la premessa per la vittoria finale. Prima di arrivare però alla battaglia dei Tre Monti, combattuta dal 28 al 31 gennaio del 1918, vogliate concedermi di accompagnarvi in un breve viaggio storico fino a quel gennaio del 1918, dove i nostri eroici predecessori si batterono con valore e con eroico sacrificio. Ebbene sì, perché l'Italia il 24 maggio del 1915 entrò in guerra contro l'impero austroungarico, a 10 mesi dall'inizio delle ostilità in Europa. Ed è proprio qualche mese prima, precisamente il 1 marzo del 1915, che la Brigata Sassari fu fondata su 2 reggimenti, il 151esimo e il 152esimo Reggimento Fanteria, composti interamente da sardi. A maggio la Brigata Sassari era pronta per partire per il fronte, con le nuove uniformi grigio-verde e le mostrine bianco-rosse. Nel mese di luglio del 1915 la Brigata Sassari attraversa l'Isonzo e viene subito impegnata in combattimento. Infatti, con l'ordine d'operazione numero 11, alla Brigata Sassari viene ordinata la conquista di Bosco Cappuccio e i nostri predecessori da subito si distinsero per valore, coraggio ed eroismo, nonostante le fatiche e gli stenti a cui erano sottoposti. La prima guerra mondiale ben presto si trasformò in una guerra di posizione, in una guerra dove ci si contendeva ogni centimetro di terreno, in una guerra di trincea. E la vita di trincea fu durissima: il freddo, la pioggia, la fame, il rombo delle granate e dei proiettili di artiglieria, gli attacchi con il gas. Perché l'Italia e l'Europa da allora si trovarono in un conflitto sconvolgente. 1569 giorni in cui l'intero continente consumò tutte le energie che aveva a disposizione e bruciò un'intera generazione. Cara mamma, non vorrei tu mi vedessi, sono irriconoscibile. Dormo nel fango, faccio una vita torpida.
e intanto la mia salute va male, tra il freddo, la pioggia e le sofferenze non dormo. Ecco, nonostante le difficoltà, gli stenti e le fatiche, nonostante le diverse nazioni europee si trovassero a combattere un conflitto senza precedenti, i sassarini si distinsero da subito negli aspri cimenti della battaglia. Impiegata sul Carso a partire dal luglio 1915, la Sassari espugnò un obiettivo ritenuto imprendibile e contro il quale nulla avevano potuto i precedenti reiterati assalti: le munitissime trincee delle Frasche e dei Razzi. Il Comando Supremo Italiano dava molta importanza tattica ai trinceramenti austriaci delle Frasche e dei Razzi, perno del sistema difensivo austriaco. I ripetuti assalti portati avanti per 15 giorni dai reggimenti della Brigata Siena si rivelarono vani e le perdite rilevanti. I primi assalti si infransero sugli sbarramenti dei reticolati, difesi da nidi di mitragliatrici, con ingenti perdite. L'impresa sembrava impossibile. Tuttavia, nel pomeriggio del 13 novembre, il 151esimo reggimento, rinforzato da 3 battaglioni del 152esimo, lanciò un decisivo assalto alla baionetta, riuscendo a occupare i trinceramenti e a tenerli saldamente in mano durante il susseguirsi delle controffensive austriache. Il giorno dopo fu la trincea dei Razzi ad essere conquistata dal 152esimo reggimento. La Sassari, per questa azione, sarà espressamente citata dal bollettino del Comando Supremo del 15 novembre 1915. Gli intrepidi sardi della Brigata Sassari resistettero saldamente sulle posizioni e con ammirevole slancio espugnarono un altro importante trinceramento detto dei Razzi. Per la prima volta nella storia del Regio Esercito un'unità veniva espressamente citata in un comunicato ufficiale. Tutta la stampa nazionale riprese l'avvenimento. Il Corriere della Sera informava i suoi lettori che, con la baionetta a sangue freddo, i sardi hanno risposto alle schegge roventi del cannone austriaco. Nell'anno 1916 la Sassari fu spostata dal Carso sull'altopiano di Asiago. Il 3 agosto i suoi reggimenti ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per aver conquistato i fortissimi trinceramenti detti delle Frasche e dei Razzi e sull'altopiano dei 7 comuni posizioni dalle nostre armi perdute: Monte Castelgomberto, Montefior e Casalazebio. Sempre non curante delle ingenti perdite, diede ripetute prove di sublime audacia ed eroica fermezza. Nell'anno 1917 la Sassari fu spostata dall'altopiano del Sago all'altopiano della Bansizza. Su questo altopiano, nella battaglia per l'occupazione di quota 878, il 16 settembre del 1917, Raimondo Scintu, la cui nipote, signora Anna Scintu, è oggi qui con noi, fu protagonista della più audace impresa. Prima da solo e poi seguito da pochi volenterosi, irruppe nelle linee nemiche, sgominandone la resistenza. Ed il battaglione, guidato dall'allora capitano Giuseppe Musino di Tiesi, fu l'ultimo dell'intero esercito a passare il Piave, sul ponte della Priula, inquadrato e al passo, quasi ridendo il nemico che incalzava. Lontano avanza una colonna. Sono i nostri. La colonna imbocca il ponte, sottogolo abbassato, passo cadenzato. Il comandante in testa è arrivato all'altezza dei generali grida attenti a destra. Il battaglione rende gli onori. Un grido irrefrenabile. Viva la Sardegna, viva l'Italia. Ebbene, ancora una volta la Brigata Sassari stupì tutti e si distinse per valore. Ultimi a ripiegare nei tragici giorni di Caporetto, i sassarini furono i primi nella riscossa, nella prima grande operazione offensiva italiana dopo la sconfitta di Caporetto. Sull'altopiano dei 7 comuni, nel gennaio del 1918, infatti la Brigata Sassari fu protagonista della battaglia dei Tre Monti, Col del Rosso, Col d'Echele e Montevalbella, che valse la seconda medaglia d'oro al valor militare alle bandiere dei reggimenti 151esimo e 152esimo.
La battaglia dei Tre Monti e la conseguenza strategica e tattica del nuovo assetto difensivo che l'esercito italiano aveva assunto dopo la ritirata di Caporetto. La linea difensiva infatti fu stabilizzata sul Pasubio, sull'altopiano dei 7 comuni, sul Grappa, sul Montello e sul Piave. E fu nella parte nord-orientale dell'altopiano dei 7 comuni che i sassarini si distinsero. Nei mesi di novembre e dicembre del 1917 furono combattute le battaglie d'Arresto, la battaglia delle Melette e la battaglia di Natale. Nella zona montana si fronteggiavano la prima armata italiana e l'11ª armata austro-ungarica. L'11ª armata riprese l'offensiva il 4 dicembre del 1917 e gli italiani furono costretti a ritirarsi dal gruppo delle Melette, abbandonando Monte Castelgomberto, Monte Fior, Monte Tondarecar, Monte Badenecche, Monte Zomo e Monte Sisemolo. Gli italiani si erano arroccati sulla linea marginale dell'altopiano, sulle ultime alture da cui si potesse difendere la piana vicentina. Seguì un nuovo attacco austriaco il 22 dicembre, in quella che oggi è ricordata come battaglia di Natale, combattuta dal 22 dicembre al 26 dicembre 1917, e su ordine del comando del truppe altopiano, il 24 dicembre la Sassari fu inviata nuovamente in prima linea. Si combatté assolutamente anche il giorno di Natale, ma la situazione nella sera del 26 dicembre si stabilizzò e la nuova linea difensiva resse. La linea dell'altopiano resistente del nemico non passò. Toccava agli italiani passare all'attacco per respingere il nemico austro-ungarico per 2 ordini di motivi. Uno di ordine militare, la riconquista dei Tre Monti, che dava un maggiore spazio fisico in cui poter manovrare, e una di ordine morale, la necessità di una vittoria dopo Caporetto, la tenacissima Brigata Liguria e la leggendaria Brigata Sassari. Quel 28 gennaio si lanciarono all'attacco di Col Rosso e Col Decre circa 5.000 sardi della Brigata Sassari e del battaglione di marcia del 45° Fanteria. La colonna di destra, il 3° battaglione del 151, e la colonna di sinistra, il 2°, avanzarono appoggiati dal primo verso Echele, attaccato dal 3° battaglione del 152°. Dopo aspri combattimenti fatti da attacchi e contrattacchi, i fanti della Sassari, insieme ad un battaglione della Liguria, conquistarono Col del Rosso e Col d'Echele, collegando la linea a Monte Melaghetto. Successivamente, e grazie allo sforzo dei sassarini che espugnarono i primi 2 colli, venne riconquistato anche Monte Valbella, grazie ai ripetuti assalti della 4ª Brigata Bersaglieri. Ma la principale ragione del successo è stato l'elemento morale, la decisione, l'ardire, l'entusiastico slancio delle truppe. L'irruento attacco a Col del Rosso e l'ammirabile resistenza della Brigata Sassari sulle posizioni conquistate in situazione criticissima, col fianco sinistro scoperto ed esposto alle offese nemiche da Valbella. Quando si concluse la vittoriosa battaglia offensiva dei Tre Monti, l'Italia aveva riconquistato le posizioni perdute a fine dicembre del 1917. Si delineò così il fronte definitivo che caratterizzò l'andamento delle operazioni del 1918. Da allora vi furono solo lievi rettifiche. Forse non sapete e non saprete mai quanto avete fatto per l'Italia. Queste sono le parole del generale Armando Diaz, l'allora capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nel congratularsi con i nostri eroici predecessori, le cui bandiere di guerra dei 2 reggimenti, 151esimo e 152esimo, vennero decorate, ciascuna di 2 medaglie d'oro al valor militare. Nessuna altra unità nella storia militare italiana ha meritato, nell'ambito di un'unica campagna di guerra, le 2 massime ricompense. Per tale valore storico e morale, il 28 gennaio fu scelto per celebrare la festa della Brigata Sassari e la festa della Regione Autonoma Sardegna. La Grande Guerra costò alla Sassari oltre 15.000 perdite, 2.164 caduti, 12.858 fra feriti, mutilati e dispersi,
caddero 138 sassarini ogni 1000 incorporati contro una media nazionale di 104. 6 ordini militari di Savoia, 9 medaglie d'oro, 405 medaglie d'argento e 551 di bronzo rappresentano il riconoscimento del valore individuale dei sardi che si batterono durante il primo conflitto mondiale. Ed è per questo che oggi noi siamo qui riuniti, per onorare i nostri antenati caduti durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche per ricordare i caduti in servizio e non del nostro glorioso reggimento nella storia più recente. Questi uomini, questi soldati sono rappresentati qui di fronte a voi e noi li ricordiamo oggi con la celebrazione di una Santa Messa in loro onore.